terzo classificato concorso di poesia è Marco Di Pietro con Accendere il cielo. Ciao Marco! Buonasera, complimenti, ecco il tuo terzo premio. Accendere il cielo. Accendere il cielo con un interruttore e trovarsi nuovamente impreparato. Ogni notte il solito conflitto. Decidere quale parte lasciare morire e quale lasciare vivere di sognare. Ogni giorno puntuale come il sole. Ogni alba porta con sé la sua solita dolce tortura. Accendere il cielo con un interruttore e trovarsi nuovamente impreparati per la notte che porta con lei la sua solita dolce tortura. Ogni notte il solito conflitto, tentare di strapparti da dentro per poi lasciarti rientrare col primo raggio di sole. Ogni giorno accendere il cielo con un interruttore e trovarsi nuovamente impreparato alla sua solita dolce tortura. Grazie alla magia dell'arte, la mano del poeta è capace di accendere con un solo tocco l'intero cielo. Eppure tale meraviglia pone l'uomo di fronte alla dolce tortura, in un eterno dubbio amletico tra l'essere ed il non essere, che si muta nella dolorosa scelta tra il sogno e la realtà. Il poeta, dunque, è come un acrobata che cammina a piedi nudi sulla alta fune dell'esistenza, tanto ad un passo dal cielo quanto ad uno dal precipizio, tanto ad uno dal tramonto quanto ad uno dall'alba, con in mano il solo cuore a fare da bilanciere per tenersi in equilibrio. Ed ecco che, mentre l'anelito interiore, che aspira all'emozione e alla vita per sempre, cozza contro una vita effimera, limitata nello spazio e nel tempo, basta un tocco per far comparire le stelle e i raggi del sole. Grazie mille, Grazie complimenti ancora. Grazie. Prendo questo, puoi andare ad accomodarti e passiamo al secondo classificato. Il secondo classificato è Francesco Giuliano con Un dono. Inconsapevole un'onda si infrange sull'arenile freddo di questa sera invernale. Un vetro appannato lentamente piange, gocce di un tempo arreso al male. Cadute foglie dell'autunno passato, ricordi mescolati in un chiassoso frullato. D'emozioni, speranze, gioie, contraddizioni, sequenze di vita dentro alle emozioni. Ti fisso su un foglio, in uno sguardo, una musica, un motivo. Giunto a questo ennesimo traguardo, riguardo indietro ed osservo ciò che non capivo. Maturo, invecchiato forse, senz'altro uomo, gli anni indietro che ora mi lascio. Con lo stesso carattere, lo spirito mai domo di chi è avvezzo a un destino mai liscio. Ti dono, figlio, il sacrificio delle mie lacrime, concime dei tuoi passi sulla strada di domani. Perché sprecare i giorni è un fatale crimine di chi non conosce la fatica delle mani. Ti dono un mondo malato, avrei voluto curarlo. Ti dono un sentimento usato da qualcuno che non ha saputo guidarlo. Alzando gli occhi talvolta mi scoprirai così confuso fra le nuvole, laddove ogni fatica è tolta, a suggerirti parole nuove per le nostre favole. Francesco, io vorrei leggerti anche il commento del nostro comitato. Una profonda poesia che, partendo da un arenile freddo di una sera invernale, va a scavare nei meandri dell'essere umano, tra foglie e le gocce che cadono, tra i ricordi del passato e il presente di un mondo arreso al male. Il poeta, scavando nel porto sepolto, si guarda dentro e, spogliandosi del superfluo, cerca di trovare un dono adeguato e speciale da lasciare in eredità a suo figlio. L'unico regalo possibile, dunque, non sarà il tempo perso sprecato, non saranno gli anni vissuti, non saranno le emozioni e le sequenze di vita, non sarà un mondo malato, ma saranno le lacrime con le quali innaffiare la propria terra e parole fatte scendere con l'anima dalle nuvole per far nascere nuovamente le favole. Ed è allora che il figlio potrà compiere, in nome del padre, le parole di Pablo Neruda. Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l'incanto negli occhi la legga e gliela racconti. Francesco Giuliano, grazie. Grazie, complimenti grazie a tutti, e
Buon lavoro! Grazie, buona serata ancora. a tutti. Ciao Francesco. Grazie. Ci terrei a far salire qui sul palco, non dico un a caso, ma dico Andrea Fusco. Ringrazio tutti voi che siete accorsi stasera qui e vi vedo anche abbastanza numerosi. Grazie. Di tu il primo classificato e il perché. Allora, primo classificato del concorso di poesia Dantebus è Vincenzo Russo con il testo Ambizione. Ambizione. Ambisco alla contemplazione delle foglie, alla manutenzione delle nostalgie, alla crudeltà femminile del parto, alla scontata verità dei no e alla fatale indifferenza dei sì. Ambisco al desiderio, allo spreco, all'arbitrio dell'oblio, alla provocazione dei silenzi, alla monotonia degli oceani ancora da cartografare. Ambisco alla brezza, alla sete, al gioco, all'arresto d'ora prima di un addio, al vento, all'assedio della rinascita, alla stoltezza. Ambisco all'antica vocazione dei contrari, allo spavento, al sonno meritato, all'erudizione delle menzogne, all'ardore prima del fuoco, all'odio degli specchi. Ambisco alla spudoratezza delle consolazioni, all'inguaribile tentazione di deridere senza rimorso. Ambisco all'edera, all'uva, alla sapienza di Eva, alla corruzione dei sensi, alle tempeste previste, agli occhi qualsiasi di una madre. Milano, notte, 10 luglio 2006. E la motivazione la faccio leggere a lui. Vincenzo Russo, primo classificato, Ambizione. Una splendida opera che va respirata parola per parola, ambizione per ambizione, che ci insegna nuovamente come la vita sia poesia e la poesia sia vita. Versi inediti, originali, spiazzanti, toccanti, sconvolgenti, che ci accarezzano come velluto e ci graffiano come spine, perché la bellezza e la verità, proprio come una rosa, sono protette da strali per essere rispettate e maneggiate con cura. La poesia possiede il potere di collocarsi un attimo prima della pioggia e un attimo prima del fuoco, prima dell'oblio e della memoria, prima del desiderio e della disillusione. A pelo d'acqua su oceani sconosciuti, tra note tempeste e brezze impreviste. La poesia, citando Giorgio Vigolo, è un contrabbando fatto sui confini, sorprendendo le scolte. È un furto sacro in cui si rischia la dannazione o il bacio divino. La poesia, come scrive Vincenzo Russo, è la crudeltà femminile del parto che si mescola agli occhi di una madre che vede suo figlio dimenticando ogni dolore. Poi quando cresce però, vedrai, ne riparliamo. Io direi che può chiudersi qui la serata, abbiamo finito. Ringrazio personalmente ognuno di voi per aver partecipato, tutti i partecipanti dei concorsi, e siamo arrivati alla fine di questa serata e dei nostri concorsi. Ringrazio la band, ringrazio i nostri presentatori, Giovanni, Ilenia e Ilaria. Grazie a tutti! Grazie a tutti, buona serata! Dantebus ogni anno pubblica molti titoli, nessuno sa però cosa c'è dietro a un libro. Dietro a un libro c'è il lavoro di tantissime persone. Stabilire cosa sia l'amore è impresa ardua. L'arte. Ecco, l'arte è amore.